Due agenti delle unità operative di pronto intervento feriti agli arti e dimessi dall'ospedale con prognosi di 25 e 15 giorni e il bilancio dell'esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio di un 59enne chioggiotto che alla vista del personale del 118, di polizia e carabinieri nonché della polizia locale si era barricato in casa con un coltello di 40 centimetri rifiutandosi di uscire. I tentativi di farlo rinsavire si sono rivelati vani e quando nel cuore della notte, dopo diverse ore di trattativa, si è convinto ad aprire la porta armato del coltello, è stato necessario immobilizzarlo, una colluttazione nella quale sono rimasti feriti i due agenti. Immediata la presa di posizione dell'FSP, la Federazione Sindacale di Polizia del Veneto. Ci manca uno strumento di difesa e non di offesa, ma di difesa tra la colluttazione, tra l'utilizzo della forza con le mani nude praticamente e l'utilizzo dell'arma di ordinanza che abbiamo in dotazione. Lo strumento intermedio, diciamo, sarebbe la pistola elettrica. Se solo la UOPI e anche i colleghi della Volante di Chioggia, che erano intervenuti per primi, l'avessero avuto, tutto questo non sarebbe successo. In Veneto il taser in dotazione alla Polizia di Padova, che assieme ad un'altra dozzina di città italiane lo sta testando per ora a livello sperimentale. Venezia sarà però la prima città in regione a dotare della pistola elettrica la polizia locale. Dispositivo che avrà questo periodo sperimentale appunto di 6 mesi e per il quale puntiamo molto poi a integrarlo all'intero reparto operativo, perché lo reputiamo un valido strumento sostitutivo a fronte di eventi negativi chiaramente tra l'arma da fuoco e quella che può essere una colluttazione, comunque uno scontro fisico.